Ritrova in pieno la tua libertà. Portami le tue idee. Qui non c'è nessuno che possa pensare di averne per tutti. Io, di mio, sono un ladro di neuroni. È la carica che riecheggia ogni mattina da alcuni giorni nei corridoi dei quotidiani veneti del gruppo Espresso sotto la nuova direzione di Paolo Possamai. Classe 1960, vicentino ma padovano d'adozione. Qui è cresciuto professionalmente diventando cronista di punta del mattino. Già direttore della Nuova Venezia, poi 7 anni alla guida dello storico Piccolo di Trieste, ora il ritorno da comandante in capo. Noi vogliamo tentare di fare un mestiere diverso dai radiografi, e cioè semplicemente e passivamente registrare quel che c'è davanti a noi e tutto al più metterci un di più di analisi della lastra radiografica. Mi interessa uscire, cercare, soprattutto nuova classe dirigente. Creare una nuova piazza, leggere in profondità fenomeni e nuovi protagonisti. Un film più che una fotografia, dice il direttore, di un Veneto che deve contare nei processi. Con il suo tono pacato, le cuffiette all'orecchio per essere sempre in contatto con tutti e la raffinatezza di un'analisi di queste terre che ha già in mente. Tenteremo di andare a vedere che distanza c'è tra l'annuncio e l'esecuzione. Tenteremo di andare a capire in che misura gli amministratori sono capaci, sono in grado, con i pochi talenti, nel senso di pochi soldi di cui dispongono, poi di dare gambe e concretezza al progetto. Tornare qui è un'emozione, ci svela, e il suo sguardo si allunga a quel tavolone sul quale poggiano le copie dei giornali, unico sopravvissuto alla sua stagione passata, quando lì posava il computer ai tempi in cui batteva parole di cronaca politica da Palazzo Moroni. Anche quando ho lavorato lontano da qui, sempre ho pensato che questa fosse la mia terra e sempre ho pensato che questi fossero i miei giornali, quelli nei quali ho imparato quel poco che so e quelli nei quali sono cresciuto insieme ad altri uomini.